Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo giunti alla penultima trasmissione di Replay, datata lunedì 22 luglio 2019. Parleremo di quello che bolle in pentola nel Crotone Calcio, che ieri ha disputato la prima amichevole, di quello che si dice anche sui social del Cosenza Calcio, finora tranne Moreo, questo ragazzo di 23 anni che è arrivato dal Prato alla Serie D dopo aver messo a segno 20 gol nella scorsa stagione. Non ci sono volti nuovi, sperando e speriamo un po' tutti, anche gli addetti ai lavori, che possa arrivare qualche notizia anche nel corso della trasmissione o nelle prossime ore. Parleremo poi di quello che naturalmente bolle in pentola nelle formazioni di Serie C della Regina, che ha disputato la prima amichevole, così come del Catanzaro, della Vibonese, che ha presentato il neo allenatore, il nostro amico Giacomino Modica, che è stato anche a Cosenza qualche anno fa in Serie D, e naturalmente parleremo del Rende di Andreoli, che ha disputato la prima amichevole contro le formazioni giovanili biancorosse. Allora, io ringrazio Stella Battaglia, la nostra collaboratrice. Grazie Stella per essere con noi. Salve, grazie a te, grazie a te. Allora andiamo a presentare gli ospiti. Pippo Gatto sarà con noi anche oggi e nella prossima trasmissione, quindi l'ultima. Grazie Pippo, di nuovo Cosenza.com. Grazie a te per l'invito. Grazie a Raffaele Truncè. Raffaele, che dirige tutti. Sport Team Calabria, poi lui insomma è un attento osservatore principalmente delle cose di casa Crotone, e ritorna con noi. Ha visto, è stato a Roma ultimamente, il nostro amico Giro d'Italia, Aldo Genova ci ha mandato dei messaggini, ci ho delle notizie importantissime, poi sentiremo quali notizie. Quasi nessuno, quasi tutto tace, Nessuno. E allora poi naturalmente noi avremo le solite telefonate, la prima subito dopo la prima pausa pubblicitaria con l'amico e collega Alessandro Russo, che andiamo a salutare, si collegherà dalla Gazzetta dello Sport di Milano sulle ultime del calciomercato delle Calabresi, ma anche più in generale. E poi avremo una telefonata con Vittorio Scarpelli della redazione della Gazzetta del Sud di Cosenza. Allora Stella, da dove vogliamo iniziare? Voglio salutare i telespettatori. Prego. Buonasera a tutti amici sportivi e benvenuti ad un'altra puntata ricca di informazioni calcistiche. Ricordiamo che i ragazzi del Cosenza si trovano in ritiro a San Giovanni in Fiore, che si stanno preparando per affrontare una nuova stagione e noi non vediamo l'ora. Accompagneremo il vostro pomeriggio con tante informazioni sul calciomercato e varie novità riguardanti la Serie B e la Serie C. La parola a te Franco. Sì, io la cedo subito a Pippo Gatto perché lo vedo abbronzatissimo, perché l'altra volta parlavamo di Edoardo Vianello, allora lui dice vabbè, voglio essere abbronzato pure io, è stato al mare in questi 2 giorni. Ecco, sei guarda stato quanto al sole mare, ha preso, Abbronzatissimo, diciamo Pare che... sei abbronzato a San Giovanni in Fiore, perché adesso vedremo anche le immagini che il nostro Enzo Leonetti, che ringraziamo in regia come al solito, ci manderà. Poi abbiamo Massimo Fino che dirige la camera e poi abbiamo Francesco Camposani e Luca Chito alla messa in onda. Pippo, sei stato a San Giovanni in Fiore? Dai, le ultime, che clima hai trovato, che ambiente hai trovato, se c'erano tifosi, chi c'era, fammi capire. Innanzitutto parliamo del clima stupendo, 19 gradi, si stava di un fresco che vi posso dire che ne vale la pena farsi una camminata e vedere gli allenamenti dei lupi. Cosenza 35 gradi non si sopporta, in Sila si sta veramente freschi, al di là della battuta sul clima. Io parlavo dell'altro clima. Per carità, Cosenza in pieno lavoro, anzi devo dire ho trovato un Braglia motivatissimo. Con la solita, vediamo le immagini Pippo, che con c'è la solita tra virgolette cazzimma, lui che è sempre attento e pretende e cerca dai suoi giocatori sempre il massimo, ha ripreso, guarda, tutti, dai giovani ai grandi, non ne ha lasciato nessuno, ragazzi che stanno lavorando alacremente per questi 3 giorni, con ripetuto in Sila, cioè corse sui monti a salire in mezzo ai boschi, poi nel pomeriggio grande lavoro sul campo, con Braglia che praticamente si sta impegnando molto su questa difesa a 4 che praticamente è il reparto che dovrebbe essere più o meno definito, anche se la partenza di Dermacu sta dando problemi al DS Trinchera, che sta lavorando sui contatti. Praticamente Trinchera pare che l'affare Schiavi sia saltato, Schiavi stia per andare a una fra Pordenone e Ascoli, mentre per il resto della squadra ancora c'è tanto da fare.
Dicevo, questo Braglia sempre il solito, che riprende tutti, che lavora con questa grinta che gli è consueta, congeniale a lui, e dobbiamo anche dire che alla fine sono rimasti a chiacchierare lui e Trinchera, e diciamo che non c'era tanta soddisfazione nelle parole dei due, anche perché il mercato sta andando un po' a rilento, lo è stato anche nella scorsa stagione, non è una novità, però forse quest'anno Trinchera un po' sta facendo salti mortali per come dire, chiudere determinati contratti. È vero pure che sta lavorando sotto traccia per elementi di cui ancora non conosciamo le trattative, per il semplice motivo che probabilmente ci sono dei colpi che vengono tenuti nascosti, e Braglia ovviamente Trinchera lavora un po' sul non pubblicizzare troppo le cose. Si è visto quando un po' sono fatte trattative abbastanza pubbliche, a mio avviso volutamente, come tutte quante le squadre poi si sono fiondate su quelle trattative che ha avuto il Cosenza. Palmiero, come tutti sappiamo, sta chiudendo con Pescara. Posso fare dopo una domanda, se no? Stop. No, era giusto per dire Braglia. Ma lo sappiamo tutti, che abbiamo pubblicato anche su Facebook, abbiamo pubblicato la pagina dello sport che è stato raggiunto l'accordo adesso, fino a ora erano solamente ma l'ha detto Sebastiani, per dire, però Pescara. adesso, dopo che ha finito il ritiro di Di Maro, sta facendo il ritiro di Di Maro, ha avuto il via libera per trasferirsi a Pescara. Grazie Pippo. Raffaele Truncè, ci spostiamo in Casa Crotone, tu che segui le cose di Casa Crotone, ieri c'è stata questa amichevole, mi pare 13-14 gol. 14 con lo scandalo. Una dichiarazione di Stroppa che ho letto e che dice: questa squadra ha bisogno di qualità, e io ho visto insomma i nomi dei giocatori, stamattina qualche giornale titolava così. Sì, beh, dove secondo te, in quale reparto? Sì, diciamo che in quello stralcio a cui facevi riferimento la qualità era affibbiata in maniera totale anche alla funzionalità del giocatore, no? In questo caso si parlava anche di un ritorno di Nalini, che per quanto riguarda l'attacco l'anno scorso è stato praticamente fuori rosa per infortunio per tantissime gare. La qualità di certo in mezzo al campo al Crotone non manca, però è pur vero che rispetto all'anno scorso il reparto difensivo è più ricco rispetto alla stagione precedente nel ritiro estivo, mentre invece in attacco le soluzioni l'anno scorso erano molteplici, mentre invece quest'anno, insomma, oltre a Simi che è già nel ritiro estivo, manca un po' secondo me la seconda punta che possa garantire quella qualità che Stroppa ha bisogno. Certo, Nalini in questo caso sarebbe forse il fiore all'occhiello, però il suo infortunio è stato talmente fastidioso, aggressivo, che ovviamente il Crotone, come ha detto Stroppa, sta già pensando di già programmare 2 acquisti nel reparto avanzato nelle prossime 48 ore. Stella, mi pare che c'è una domanda simile a quella che ho fatto io, che avevi tu per Stroppa, per il nostro Raffaele Truncè. Sì, però è proprio simile. Perché era proprio Stroppa, ecco, vai. Sì, il Crotone si è ben comportato nella prima amichevole contro lo Scandale, però Stroppa chiede alla società maggiori qualità, quindi negli acquisti dei calciatori. Cosa ne pensi? Quindi, diciamo, su quale reparto principalmente secondo te? Beh, io credo che dopo aver rinnovato il prestito di Curado e aver rinnovato il contratto di Spoglia a salvezza acquisita, io penso che il reparto offensivo sia il settore da materializzare e da rinforzare maggiormente. Ursino negli scorsi giorni ha detto che sono vigili anche per quanto riguarda il centrocampo, però io penso che se non si muove qualcosa di concreto, specialmente sotto il fronte cessioni, difficilmente gente come Zanellato, Barberis e Benali sono quei 3 posti a centrocampo che secondo me al momento sono i titolarissimi del Crotone. Benissimo. Anche se gli mancherà Sampirisi, Firenze e Rodien. Voglio dire, 3 elementi importanti che devono essere sostituiti. Vabbè, ma però al momento insomma, ha preso Rutten sull'esterno. Assolutamente non avrà problemi il Crotone. E veniamo al nostro compagno di viaggio e d'avventura, Aldo Cennamo. Aldo, tu sai che sei come al solito sempre informato, informatissimo sulle cose di Casa Cosenza principalmente, ma anche sul Crotone e sulle altre squadre calabresi. Leggo tante cose sui social, c'è qualche leone di tastiera che sta andando un po' oltre, no? Naturalmente nei confronti della società del Cosenza Calcio, così, colà, ma il presidente, ma Trinchera, io direi di stare un attimino tutti più cauti, perché sappiamo come vanno le cose nel calciomercato. È normale che non puoi fare la squadra a fine agosto, perché inizia il campionato il 24 e la Coppa Italia, la famosa team, l'11 di agosto.
però insomma essere così un po' aggressivi mi sembra, o no? Come la vedi tu? Ma io la vedo un po' diversa, nel senso che ci sono situazioni che vanno molto chiarite. Situazioni da chiarire? Da chiarire nella società, perché è vero che diciamo ancora abbiamo tempo fino, mi pare, al 2 settembre, non so quando chiude. Però è anche vero che c'è un mormorio che si percepisce proprio a pelle per quanto riguarda questa situazione che si sta determinando, perché poi alla fine i giocatori dovranno arrivare, poi vediamo chi arriva, però avere una rosa così scarsa già adesso dal punto di vista numerico, non dal punto di vista della qualità, però è un segnale un pochino che preoccupa, e fanno bene i tifosi a farsi sentire con garbo, con educazione, io mi riferivo a quello, al garbo, all'educazione, con serietà, con commenti anche un pochino folcloristici, ma ci sta nel calcio. Però, caro Franco, una cosa bisogna dirla, e poi bisogna dirla nel senso che se arriveranno poi il 7, 8, 10, 15 agosto, che fa Braglia? Deve ricominciare la l'hai detto anche la volta scorsa, le preparazioni con i nuovi un'altra volta da capo, e quindi poi deve assemblare i 15 di oggi con i 5 o 6 che arrivano, quindi, cioè, voglio dire, c'è una situazione, il Presidente deve capire, giustamente lui ha saputo dare al Cosenza 8 anni di grande calcio, ha saputo anche gestire una società con grande saggezza dal punto di vista comportamentale e anche economico. Però sì, guardiamo il lato economico, perché è una società importante, il Cosenza è la migliore dal punto di vista dei conti, però questo lato economico deve essere adesso trasportato nel calcio, nel campo, nei giocatori che bisogna andare se vogliamo fare un passaggio su Palmieri, lo faccio, ma se Palmiero, se il contratto del Pescara è quello che si dice, Palmiero tranquillamente poteva venire a Cosenza, ma ho capito anche che Palmiero, che faceva tante cose, un giocatore che noi abbiamo messo sulle piattaforme, l'abbiamo lanciato, poteva anche a Palmiero fare uno sforzo e venire a Cosenza, perché poi mi pare che quello che Palmiero percepisce a Pescara non sia così tanto rispetto a quello che poteva o percepiva a Cosenza. Allora voglio dire che c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona a livello, secondo me, proprio di comunicazione nella società. C'è bisogno di comunicazione, c'è bisogno di sapersi approcciare, c'è bisogno di collaboratori validi, collaboratori che ti sappiano consigliare, collaboratori che ti sappiano, che non sono collaboratori. Allora Enzo, scusami, vediamo se Enzo... No, finisco, chiudo questo qua. No, se Enzo ci fa ritornare, perché questo è un passaggio importante che stai facendo. Allora, siccome c'erano le immagini, abbiamo visto Braglia, gentilmente mi devi fare l'ultimo passaggio, perché forse non hanno capito molto bene. L'ultimo passaggio è questo: io sono un presidenzialista e tutti lo sanno, io sono col Presidente, perché ne parlo bene, perché è la verità, perché lo sento di parlare, però devo dire che a livello di comunicazione, dal punto di vista di consigli che qualcuno potrebbe o non dovrebbe dare al Presidente, le cose non vanno bene. Cioè, consigliare il Presidente in questo momento su alcune cose onestamente non mi sta bene, cioè non far venire i giocatori, oppure non far parlare il direttore generale o il direttore sportivo. È una cosa che non va bene, perché il giornale, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, la Gazzetta del Sud, sono giornali che fanno comunicazioni, che li leggono in tutto il mondo. Allora è possibile che il Cosenza non debba avere qualcuno che si assume la responsabilità di parlare? Perché se qualcuno parla, probabilmente a qualcuno non sta bene, non al Presidente, a qualcuno che consiglia il Presidente non sta bene. Questa cosa onestamente a me non piace, io la dico dico al Presidente che voglio bene: caro Presidente, guardiamoci attorno e facciamo una società che anche dal punto di vista della comunicazione sappia avere la capacità di essere in sintonia con i tifosi su alcuni fatti. No, ha detto la sua. È un'idea che è rispettabilissima. Ma l'ho letto anche su qualche giornale, Franco, questa mia idea. Quindi è stata sviluppata da uno dei giornalisti più bravi che scrive sulla Gazzetta del Sud della Calabria. Per cui non è che dico io scopro il mondo, dico quello che leggo e quello che io penso. Ma tu sei preoccupato di questa situazione? La domanda che ti pongo. Sei preoccupato? Okay. Sono preoccupato. Quindi al 22 luglio Aldo Cenem è preoccupato. Ok, Pippo, sentiamo la tua e poi parliamo del Crotone. Questo essere preoccupati lo si è, perché se l'allenatore deve lavorare su un modulo che poi dovrà utilizzare nel campionato, il problema esiste, anche se oggi con la rosa che ha praticamente sono 16 i giocatori papabili, di questi 16 però 2 o 3 hanno le valigie pronte.
una squadra da mettere su, al momento c'è per le amichevoli, anche probabilmente per la partita di Coppa Italia, trovata al centro del campo, Brucini e Mungo, avanti ai Lopez e Litteri, questo Licciardiello che sta facendo vedere... Litteri è stato tenuto l'8 giorno a riposo precauzionale perché lui viene da una stagione in cui il fisico ha un po' avuto problemi, non è che può forzare, gradualmente con le ripetute si sta un po', come dire, fermando, anche perché ha i suoi tempi. Poi il fisico suo non è un fisico normale, è un bello labardiere, un bel fisico possente. E stavo dicendo, Sueve e questo Licciardiello, due giovani che potrebbero fare al caso, però come al solito Braglia, lo ripeto, parlava a fine allenamento con Trinchera, Braglia vuole determinate persone, ha bisogno di determinati giocatori, e al 22 luglio tu hai la prima partita, l'11 di agosto è vero, c'è tutto il tempo, però nel frattempo dovrai comunque far assimilare, così come sta lavorando sulla difesa Braglia, e sta lavorando molto sulla difesa a 4, probabilmente perché in questa stagione terrà molto in considerazione il modulo 4-3-3, anche se tutti conosciamo Braglia, la sera mattina cambia disposizione, è capace con questo meccanismo, come dire, di riuscire a cambiare durante la partita addirittura posizione dei giocatori. Braglia ha bisogno di giocatori per poter organizzarsi, per poter organizzare il gioco. Non è possibile come l'anno scorso che sia arrivato in palla praticamente a gennaio ed è passato un po' di tribolazioni fra settembre e dicembre, è la realtà dei fatti. L'anno scorso addirittura non vogliono ripetere gli stessi errori, ma non dimentichiamoci che 5 giocatori presi a giugno e dicembre sono andati via. Pippo, arrivano un po' di messaggini di WhatsApp, alcuni amici ci scrivono da Montalto, vi seguiamo sempre, Antonio Celebre per un gruppo di amici, poi ancora come mai non è stata lanciata secondo voi, che siete persone molto attente e molto professionali, la campagna abbonamenti? Puoi dire qualcosa, Pippo? La campagna abbonamenti si farà a prescindere, a Cosenza c'è questo brutto vizio di fare la campagna abbonamenti solo sui nomi. Molte volte tante società la lanciano prima perché la campagna abbonamenti tu la fai sulla stagione. È vero che si chiedono anche garanzie, che tipo di stagione farà il Cosenza, di sicuro farà una stagione per mantenere la categoria, però ovviamente, come si dice, il detto dice l'appetito viene mangiando, se nel campionato imbrocchi un po' una serie di risultati utili, poi fai diversi progetti. Il pallone è rotondo e la Serie B questo l'ha insegnato, ogni anno, ogni stagione c'è sempre non solo la sorpresa, ma c'è sempre un campionato che dalla prima all'ultima partita non solo riserva sorprese, ma fa godere di calcio. Si gioca a pallone, i risultati sono sempre aperti e alla fine, come dire, la Serie B è un campionato su cui investire, perlomeno io da tifoso l'abbonamento lo farei a prescindere dai nomi, anche perché vedere bel calcio, a me il calcio piace e lo faccio a prescindere dai nomi che ci sono. Io non capisco il perché si perde ancora tempo a non... quantomeno organizzare e dire stiamo partendo la campagna abbonamenti, il campo ormai è definito, non ci sono più scuse, questo settore apre, quello non apre, adesso il campo è 21.500 spettatori, quindi aspettiamo nuove dalla società. Benissimo, allora Raffaele, tu posso togliere qualche preoccupazione? Intervieni pure tu sul Cosenza. Provo a togliere qualche preoccupazione, ovviamente. Sì, vai tranquillo. Con qualche Io nel frattempo controllo perché ne arrivano un mare di WhatsApp. Allora, ci sono toccati tanti punti, no, sul Cosenza Calcio, a partire dalla rosa attuale dei Bruzzi. È pur vero che effettivamente se nel reparto avanzato in questo momento può contare solamente su 3 prime punte che sono Perez, Litteri e Moreo. Braglia non ha tutte queste varianti e variabili tattiche a disposizione, però è pur vero che secondo me proprio il mister toscano è la vera garanzia di questa squadra. Io ricordo benissimo che pungolato da noi giornalisti a fine campionato dell'anno scorso, lui disse io rimango a Cosenza solo se il progetto è serio e mi danno valide garanzie. Quindi effettivamente secondo me queste garanzie le hanno date ed è vero che ovviamente il Cosenza poi può avere un po' di ritardi a livello di tempistiche. Poi non ci dimentichiamo che anche squadre come Trapani, Juve Stabia non sono ancora del tutto assemblate, quindi qualche problema sotto il profilo delle trattative può capitare. Ed è chiaro che una squadra come il Cosenza ovviamente può perdere determinati prezzi pregiati perché
non può competere sul mercato contro altre compagini magari più blasonate o comunque scese dalla Serie A che hanno un paracadute importante, parliamo di 20-25 milioni di euro, e non è solo il contratto che fa gola, per esempio a gente come Palmiero o Tutino, ma poi sono anche i progetti tecnici di una squadra che punta ad andare in Serie A da subito e magari tramite procuratori o tramite le squadre detentrici del cartellino possono influire negativamente su una scelta che non possa essere Cosenza. Ma io guarda, Sentiamo Aldo Cennamo, vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto il collega Raffaele Truncè? Molto interessante. Io onestamente devo dire che io personalmente non è che sia preoccupato, nel senso che, perché poi alla fine la squadra bisogna farla perché Braglia altrimenti va via. Se Braglia dovesse avere 16 giocatori, penso che Braglia non starà con se ne va, e quindi Braglia è sicuro che alla fine 4, 5, 6 giocatori, di cui 2 o 3 importanti che lui ha già segnalato, devono arrivare, perché altrimenti un giocatore come Braglia, che è amato dai tifosi, che è rimasto a Cosenza con un progetto serio, e non può pensare di andare ad affrontare un campionato di Serie B con 16 giocatori. Questo mi pare che lo sanno anche i bambini, e qui dobbiamo solo avere la pazienza di aspettare. Però io quello che chiedo alla società, io personalmente, che faccio televisione da 35 anni e parlo un linguaggio chiaro, non mi sono mai nascosto di fronte a queste cose, pur volendo bene al Presidente, a tutto quello, allo suo staff che è importante. Ma io chiedo, ma è possibile che non c'è uno che venga in televisione e dica come veramente si vuole portare avanti questa campagna acquisti? Oppure c'è l'importanza di stare in silenzio perché hanno già preso 4-5 giocatori e hanno paura che qualche altra squadra se li può andare a prendere. Ma se questa è una strategia, potrebbe essere, dici tu. Se è una strategia, c'è bisogno che venga il Presidente in persona, che è amato, che è voluto bene, che è stimato, che fa comunicazione, perché lui è un imprenditore e quindi è un manager, e dica come stanno le cose, non ci vuole nulla. Almeno cerchiamo di dire ai tifosi, calmi, alla fine il Cosenza avrà una squadra importante, una squadra disputerà un campionato tranquillo per salvarsi, e poi vediamo se si può fare qualcosa in più, ma in questa maniera è uno stillicidio che nessuno se lo può permettere nel mondo del calcio, perché la comunicazione è l'anima del commercio per me, poi ognuno la pensi come vuole. Hai sentito Stella? Sì. È venuto carico oggi, eh? Ha ragione, Vabbè, la tappa che ha fatto a Roma magari l'ha fatto caricare un po'. Oggi vedo Pippo calmo, tranquillo, portalo e con lui te, molto col Cigni a adrenalina. mare, così si... E lui molto Pippo, adrenalina. ti ricordo che il mio Cigno è morto. Non l'hai sostituito? Sì, assolutamente sì. Che è arrivato Ho comprato un unicorno. Unicorno, Pippo. Vabbè, c'è una domanda per Pippo, mi pare, dai, prima di andare in pausa pubblicitaria. Dovevo dire una cosa sull'unicorno. Era questa. Vabbè, la diciamo dopo, ne parliamo dopo. Se c'è la domanda vediamo per Pippo è perché sì. dobbiamo andare in pubblicità, che Certo. dopo c'è Alessandro Russo. Grazie. Ok, Pippo, i tifosi chiedono al presidente Guarascio un'accelerata per quanto riguarda il calciomercato, che al momento è fermo. Qual è la tua posizione? Sfondi la porta aperta, sono il primo a dirlo, ma non perché il presidente Guarascio ci ha abituato alla politica dei piccoli passi, lì bisogna dargliene atto. Al volare basso. A volare basso, è una politica che ha sempre pagato. Ovviamente il tifoso pretende la Serie A, mi pare anche giusto, perché il Cosenza è l'unica città calabrese che non è mai arrivata nella massima serie. È ovvio che le cose si fanno gradualmente. A me piacerebbe un po', non solo dire Presidente Guarascio, un bel progetto per un campionato importante, non so, 2 o 3 anni, una scadenza, dire stiamo lavorando per costruire un progetto vincente. A noi piacerebbe sentire dire queste cose, però diciamo che al momento si lavora come si è sempre lavorato. Fari spenti, sott'acqua, e poi arrivano Pippo, Schiavi dicevi che ci fanno la regia che dobbiamo andare in pubblicità, poi parliamo di Schiavi. Sempre a me Vabbè, ma aveva terminato il concetto, dai, poi di Schiavi ne parleremo dopo, anche con Alessandro Russo. Il nostro Attilio Malena ha dato un nome nuovo, che è il nome della città di Cosenza. Cosenza, l'ex difensore del Lecce. Vediamo poi se sono rose fioriranno, quel signore con la barba, sì, che era un po' il capitano negli anni passati del Lecce. Pubblicità. Bene, Stella. Andiamo in pubblicità e restate con noi. Seconda parte, mi dicevi. Seconda porta, ha detto, va bene. Sì, perché la porta è lì dove c'è praticamente replay. il nostro amico Massimo Fino, non è una porta ma è una parte.
Seconda parte di replay, allora Pippo puoi concludere il tuo discorso, E poi così nel abbiamo la frattempo telefonata. ci mettiamo in contatto con Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Dicevo che fondamentalmente c'è malumore perché tutti, non solo i tifosi, gli addetti ai lavori, ma penso gli stessi tecnici hanno bisogno di avere a disposizione materiale umano, calciatori che possano essere già pronti alla bisogna, essere preparati, anche se poi bisogna aggiungere che stanno lavorando tutti, quelli che arriveranno sicuramente arrivano da Rosa dove stanno già lavorando. Vediamo se abbiamo la telefonata. Pronto? Interrompiamo Pippo per la seconda volta oggi. Pronto? Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Caro Alessandro, Ciao, Alessandro. ben trovato, buon pomeriggio a te. Bentrovati Allora, a voi, insomma, il dibattito si bentrovati sta a voi. facendo animato, qui abbiamo introdotto col Cosenza, poi siamo passati al Crotone, e naturalmente ci dirai tu qualcosa che sta per maturare, insomma, lì qualche notizia di prima mano. Grazie. Niente, la Cosenza ovviamente adesso accenderà i motori nelle prossime ore per cercare di portare a meta i primi appari concreti del calciomercato. Atteso a Milano domani a metà mattinata il direttore sportivo Stefano Trinchiera nel suo quartier generale dell'hotel Michelangelo in pieno centro, a 2 passi dalla stazione centrale. Trinchiera dovrà lavorare sodo per arrivare alla chiusura del cerchio per il primo colpo di mercato, che è sicuramente il difensore Schiavi, l'ex capitano della Salernitana, un giocatore d'esperienza, forte e solido, un giocatore che in organico serve, per il quale si lavora per un accordo biennale. Ovviamente c'è da trovare un accordo sul contratto del giocatore, sull'ingaggio del giocatore, che per la chiarezza guadagna intorno ai 350.000 euro netti di ingaggio all'anno a Salerno, una cifra abbastanza Per uno importante. della sua età mi pare che non è poi così giovane, insomma, dai. Beh, non è giovane, però è sicuramente in un organico un elemento di È un esperienza. giocatore anche esperto, questo sì, un giocatore esperto. questo un gioco di esperienza credo che sia necessario, quindi il lavoro su Schiavi, che è un giocatore che conosce bene anche Braia, che è un giocatore attenzionato, non è fatto non è fatto Schiavi, sia chiaro, perché ancora l'accordo definitivo non c'è, però si lavora in maniera dura per arrivare ad un accordo. Non è facile perché bisogna abbassare o le pretese, oppure, detto proprio chiaramente, bisogna attendere che la Salernitana contribuisca all'ingaggio del giocatore. Detto questo, il Cosenza chiaramente ha tante trattative aperte. Dicevamo, lo sanno ormai anche le pietre di Cosenza, che la strategia adottata è quella di una strategia d'attesa per motivi che ormai sono pacifici, questioni economiche e questioni che ci sono dei giocatori che interessano, le prime scelte che tentennano e che bisogna attendere un po'. Sicuramente un profilo importante, senza ombra di dubbio, è quello del giocatore dell'Hellas Verona, Cissé. È un giocatore che ritorna nei radar della Cosenza, per il quale il direttore sportivo Trinchiera sta cercando di arrivare alla quadratura del cerchio. Non è facile, ma non è neanche impossibile, perché il Cosenza proverà senz'altro nelle prossime ore un affronto deciso sul giocatore. Magari ci vorranno dei giorni, però Cissé sicuramente è un nome caldo per il Cosenza. Andando a fare una cernita degli obiettivi, il Cosenza dovrà prendere sicuramente Schiavi e un altro difensore, dopodiché il primo obiettivo di centrocampo è un ritorno, è quello di Sciaudone, sul quale i contatti continuano in maniera serrata, e speriamo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura. Ma non solo Sciaudone, perché il Cosenza cerca un playmaker sullo stile di Bianco del Perugia, che è un giocatore che ancora non è sicuramente finito nel dimenticatoio, ma è un obiettivo difficile anche Bianco, perché c'è sempre la questione degli ingaggi, c'è la questione della volontà del giocatore, c'è la questione del Perugia, quindi uno stile Bianco e poi altre 2 mezzale, quindi Sciaudone più un'altra mezzala più un playmaker, tenendo conto che in organico il Cosenza ha Bruccini e ha Trovato, quindi sarebbero 5/6 i centrocampisti di centrocampo. Sul fronte offensivo si cerca invece una prima punta,
e si cercano degli esterni. Gli esterni, uno di questi, lo sanno tutti, dovrebbe essere Paez, che è in forza alla Fiorentina, un giocatore che conosciamo bene e che ha dato molto. Poi ne servono altri 2. Quindi, come vedete, sono almeno 6-7 oltre Schiavi i giocatori che attendono di arrivare al Cosenza. Non c'è sicuramente la fretta che aleggia nella mente collettiva dei supporter, che chiaramente e giustamente hanno attese, ma il management del Cosenza si profila e si professa tranquillo, nel senso che sa quello che fare, che questa settimana sarà la settimana cautelativa, cioè la settimana nella quale il Cosenza metterà sicuramente dei punti fermi nella propria organica, tenendo conto che il mercato è ancora molto lungo, però si spera, e l'obiettivo è che in questa settimana ci siano delle idee, delle situazioni più chiare e forse definitive per alcune delle trattative messe in cantiere. Mi pare che Alessandro Russo sia stato abbastanza chiaro. Sì. Ecco, ci sono delle domande per Alessandro, partiamo da Aldo Genoma, che oggi lo vedo particolarmente carico. Ciao, buon lavoro a te, so che stai facendo un ottimo lavoro, grazie delle informazioni. Una cosa, una curiosità, siccome si parla tanto di attaccamento alla maglia, di quando uno viene a Cosenza, noi poi siamo bravi a metterle sulla piattaforma per i giocatori perché li rilanciamo ma come mai secondo te, se è vero, Palmiero si contenta di una cifra leggermente superiore a quella che gli avrebbe offerto il Cosenza e non viene a Cosenza, dove grazie a Dio è stato accolto con gli onori come un re a Cosenza? Ti sembra possibile tutto questo? No, è possibile perché Aldo, conoscendo gli interlocutori e conoscendo la dinamica dell'affare Palmiero, conoscendo gli attori di questa vicenda, cioè i dirigenti del Pescara, i dirigenti del Napoli, l'entourage di Palmiero, ci sono delle cose che il buon Emiliano Mondonico, mitico Emiliano Mondonico, ci sono cose che si possono dire e cose che non si possono dire. Le cose che si possono dire sono... Non varrebbe la volontà del giocatore se Palmiero avesse espresso l'intenzionone di venire a Cosenza? Evidentemente questo desiderio in senso generale c'è stato. Palmiero è un ragazzo adorabile, limpido e pulito, ha fatto delle cose meravigliose con la maglia del Cosenza che rimarranno impresse nella memoria collettiva, i suoi assist, le sue giocate senza futuro. È evidente che però poi nella realpolitik delle trattative di mercato, se l'agente di Palmiero, che è una persona che a Cosenza ha dato tanto, ha portato Palmiero, ha portato Pino, poteva portarne anche altri, in un equilibrio di mercato, in uno do-ut-des con le società, probabilmente, io lo dico sempre come giornalista che segue le vicende del mercato e ti spoglio dalle vesti giornalista nato e vissuto a Cosenza e con, diciamo, il rosso-blu come immagine prospettica, è chiaro che probabilmente il Pescara ha messo qualcosa in più, e poi i rapporti, non economicamente, i rapporti tra Napoli e Pescara in questo momento e in questi anni sono molto molto solidi. Ciò vuol dire che negli anni scorsi Trinchera e il management tecnico hanno fatto dei miracoli per tenere in un certo senso Palmiero, lo scorso anno riportare Tutino a Cosenza. Quest'anno evidentemente con l'asticella di Palmiero e di Tutino che si è alzata vertiginosamente per qualità tecnica, nonostante il modo di dire e l'idea, l'anima, il cuore di Palmiero, evidentemente qualcosa propende per il Pescara. Sicuramente la volontà del Napoli, sicuramente la volontà dell'entourage di Palmiero. Il resto purtroppo il Cosenza ci contava, ci sperava, io sono testimone del fatto che il Cosenza ci contava, sperava e ha messo sul piatto soldi veri per convincere Palmiero a rimanere. Probabilmente, lo so pure io. Probabilmente il Cosenza non ce l'ha fatta perché Palmiero doveva andare al Pescara. Alessandro, scusami che è arrivata una notizia, Pippo, la leggi tu? Sì. Quella della Coppa Italia, vai perché... Sì, la Coppa Italia in attesa, sono i sorteggi. Incontrerà la vincente fra Monopoli e Ponzacco. Monopoli che incontrerà il Cosenza nelle partite di precampionato, adesso nelle amichevoli, e una fra Monopoli e Ponzacco sarà la prima avversaria del Cosenza di Coppa Italia l'11 di agosto. Vabbè, diciamo subito che il Monopoli è allenato da Roselli, mentre il Ponzacco
è una squadra di Serie D che ha perso l'anno scorso il pullman, il bus, per andare praticamente tra i professionisti, e questa migliore posizione di classifica gli ha permesso poi di disputare questa Coppa Team che partirà il 4, giusto Pippo? Esattamente. E l'11 entrerà in campo il Cosenza. Serie C e Serie D giocheranno la prima partita il 4 agosto. Il 4 agosto. Allora Alessandro, vogliamo dire qualcos'altro? Voglio chiedere una cosa a Alessandro. Prego, e poi parliamo di Crotone e delle Calabresi, grazie. Questo De Francesco che a Reggio Calabria ha fatto grandi cose, regista, trequartista, un giocatore che poi in Serie B diciamo è stato chiuso a Spezia, ne sai qualcosa? Non ne so qualcosa, l'ho scritto io, quindi no, però sapere il punto della trattativa. No, nel senso che lo dico simpaticamente, viste la carità, simpatia, no, ma molto te lo dico apposta, te l'ho letto da te. Ci stava, dai, facciamo di cronaca anche un po' spettacolo. Tipo, sicuramente il giocatore attende una sistemazione. Il Cosenza ha sondato diversi giocatori, tra i quali De Francesco in forza allo Spezia lo scorso anno alla Regina. È chiaro che non è solo lui il nome, il Cosenza cerca delle scelte un po' più sostanziose sul piano dell'esperienza. Nel novero delle possibilità bisogna inserire anche De Francesco, visti i buoni rapporti tra Cosenza e Spezia, i rapporti continui di collaborazione che ci sono stati già per Ochereche, il Cosenza ha un fronte aperto con lo Spezia. Certo è che Braglia si attende, Trinchera sta lavorando a dei nomi molto più pronti che hanno già molta esperienza in Serie B. Questa è un'indicazione che possiamo dare anche ai tifosi del Cosenza, si cercano giocatori pronti, già fatti, esperti, pronti ad essere messi subito. Bisogna prendere 6-7 giocatori pronti per il campionato, questa è la decisione del Cosenza. E quindi non si prende tanto per prendere, certo. Non si può prendere sfasciando la parte economica, cioè mettendo sul piatto quando vuole Alessandro Russo, cosa vuole? Un fantasiliardo? Ecco il fantasiliardo, questa cosa il Cosenza non la fa, non la può fare, non la vuole fare. Assolutamente. Deve e può e deve trattare. Allora il problema va risolto con una strategia di media durata, ma il Cosenza nelle ultime ore, almeno da quello che ho appreso io, vuole accelerare nel senso che vuole cautelarsi sugli obiettivi di mercato, e nelle prossime ore l'arrivo di Trinchera a Milano è su questa linea d'azione. Ok, mi pare che sia stato abbastanza chiaro, chiarissimo. Alessandro, come al solito non so se Trinchera vuole dire qualcosina, se no gli facciamo dire due battute sulle Calabresi, perché la Regina voglio dire, sta facendo uno squadrone, una corazzata. Ma io ti ripeto, per quanto riguarda le squadre di Serie C, sicuramente il Catanzaro parte dalla continuità tecnica ed ha sicuramente i favori del pronostico e vuole fare molto molto bene e lo farà. La Regina negli ambienti addetti ai lavori è guardata con grande attenzione e soprattutto con voglia di guardarla come favorita, perché negli ambienti, per esempio negli ambienti delle squadre del girone C, la Regina è vista come un antagonista importante per la promozione in Serie B. È perché ha fatto una grande squadra, è perché ha un allenatore importante che conosce la categoria, che soprattutto in Toscano è di Reggio Calabria, quindi ha una, come si può dire, una missione importante. Poi Toscano è un vincente dal punto di vista di questi campionati, quindi la Regina è vista con grande attenzione ed in questo senso. La Vibonese vorrà fare un campionato sperimentale, con stessa cosa il Veneto. Il Crotone, bravo, il Crotone mi interessa. Il Crotone è alla finestra per piazzare un paio di colpetti definitivi che sta studiando, c'è qualche asse in corso, qualche club di Serie A, e poi c'è la possibilità, in qualche modo, se arriva una super offerta per Simi, che possa essere valutata. Si parla, Alessandro, se dovesse andare via Simi, di Pettinari o eventualmente di un ritorno di Falcinelli, sarebbe veramente un grosso colpo, se così dovesse essere. Ma chiaramente sono i nomi, c'è qualcosa di Tinasse col Sassuolo, vediamo cosa possa succedere, non so, ancora non abbiamo ben definito. È evidente che se parte Simi, il Crotone lo sostituisce con un giocatore affermato. Ok, allora grazie Alessandro, puntuale come al solito, grazie per le tue informazioni sul calciomercato, e noi ci risentiremo per l'ultima puntata lunedì prossimo 29 di luglio. Ok, grazie ancora da parte di noi tutti e da parte della redazione sportiva. Un saluto a tutti, buon proseguimento. Ciao a tutti. Grazie Alessandro, grazie.
Allora Pippo, mi pare che Alessandro è stato abbastanza chiaro, insomma, ha detto le cose anche come stanno, perché un bel mercato di attesa, il Cosenza questa settimana sarà, hai sentito che ha detto, sarà una settimana praticamente in cui si faranno determinate situazioni, però cautelativa, ha detto. Cautelativa, ma con grande calma, con grande cautela anche Raffaele, no? Perché il Cosenza, poi ha detto di Schiavi, signori miei, 350.000 euro l'anno, l'abbiamo scritto, un signore di 34 anni, eccetera, insomma, io credo che gli stipendi di Salerno che dà il signor Mezzarome insieme al cognato Lotito sono stipendi che il Cosenza onestamente non può permettersi, e come spiegava Alessandro ha chiesto il Cosenza Calcio naturalmente di intervenire, altrimenti questi giocatori non li prenderà mai. Il budget è quello che è, poi sentiremo anche Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud, anzi se riusciamo a metterci in contatto proprio con Vittorio Scarpelli sentiamo praticamente come la pensa anche il collega. Aldo Cendo, vuoi dire qualcosa su quello che appunto detto Alessandro Russo? Alessandro è lì a Milano, conosce bene Trinchera, sa come lavora, sa che Trinchera ha fatto un buon lavoro, ha sicuramente sul taccuino i nomi che Braglia e il Presidente hanno concordato. È chiaro che non bisogna svenarsi, però bisogna assolutamente fare qualcosa per dare anche un segnale di forte. È chiaro che la questione Palmiero è una questione secondo me importante, il Cosenza aveva messo bei soldi sulla bilancia, come abbiamo detto prima nella domanda con fatta Alessandro, però Palmiero purtroppo ha preferito andare a Pescara. Se valeva la volontà del giocatore come è valsa, per esempio, faccio un esempio paradossale, può sembrare come la Juventus con l'olandese che ha dato la parola alla Juventus, ha rifiutato bei soldini molto più importanti di quelli che gli dava la Juventus e non è andata a Barcellona perché quindi se Palmiero avesse voluto venire a Cosenza probabilmente quella cifra importante che il Cosenza gli ha messo a disposizione poteva leggermente migliorarla, forse pareggiarlo col Pescara sarebbe. Io penso che Palmiero ha sbagliato a non venire a Pescara, perché per me Palmiero è il Pirlo del domani, è stato bello a cose 2 anni, abbiamo ormaiato noi, sarebbe stato bello. Vabbè, Aldo, d'accordo. Ho capito. Non sappiamo poi quelle che ci sono. Era doveroso chiarire questa Aldo, non sappiamo le dinamiche tra procuratore, presidente di una società, sono tante le dinamiche. Però siccome si vedono battere il cuore sono tante le dinamiche che poi portano un giocatore da una parte e non dall'altra. Anche Maniero è passato, voglio dire, al Pescara. Parliamo di mercenari. Benissimo, ok, te ne assumi la responsabilità, perché se qualche giocatore, come ti sentiranno, quelli del Catanzaro, quelli del Crotone che sono in ritiro in Sila, quelli del Cosenza, poi non venirti a lagnare da noi perché te ne assumi la responsabilità, non puoi definire alcuni giocatori del Cerero sanno tutto, questa cosa, ma di che cosa perdonaci Aldo, perché abbiamo al telefono, credo, te l'ho detto che era carico, oggi sì. molto carico. Abbiamo Vittorio Scarpelli, Gazzetta del Sud della redazione, pronto Vittorio? Eccolo là. Ciao Vittorio. Pronto. Ciao a tutti. È animata qui la discussione, Vittorio? È rovente, Franco. Come? Il clima è rovente. Sì, è rovente. Perché fa caldo, Vittorio. E abbiamo sentito Alessandro Russo che ci ha dato le ultime novità. Sentiamo praticamente la linea editoriale di Gazzetta del Sud per quanto riguarda Cosenza, Crotone e le squadre calabresi. Partiamo dal Cosenza, Vittorio, vai. Allora, per quanto riguarda il Cosenza, ormai c'è la consapevolezza che bisogna quagliare, inutile nascondersi, quindi io credo che tra questa e la prossima settimana già avremo un'idea più non definitiva chiaramente, ma già avremo un'idea più chiara di quella che sarà la squadra che il Cosenza proporrà. Inutile girarci intorno, per il budget che ha messo a disposizione il Presidente non si può sicuramente andare a fare la spesa adesso dove in vetrina ci sono gli abiti più costosi, quindi bisogna aspettare un pochino i saldi. Io mi fido del direttore sportivo Trinchera, sì. Anche se un paio di mazzate il Cosenza le ha subite, perché probabilmente pensava di poter trattenere Palmiero, pensava di poter trattenere anche Embalo, però giustamente anche i giocatori a un certo punto, visti i tentennamenti, probabilmente si saranno regolati diversamente. Sì. Io credo che il vero problema, e lo dicevate forse anche prima in studio, è che bisogna capire cosa si vuole fare da grandi. Questo è importante, siccome non ci è dato saperlo da mesi ormai. Io spero che il Presidente si esponga in maniera chiara, dicendo che campionato affronterà il Cosenza. Io non credo,
non credo a un'attesa del mercato, ovvero non penso che il Presidente stia aspettando che squadra viene fuori per dire poi che tipo di obiettivo avremo. Sarebbe abbastanza strano, semmai uno prima si pone l'obiettivo e poi costruisce la squadra in base all'obiettivo. Certo, questo silenzio è quantomeno sospetto. Ok, questo per quanto riguarda il discorso del Cosenza, Sì. ne abbiamo parlato prima con Alessandro, ne stiamo parlando con te. Vogliamo andare a parlare praticamente delle Crotone? Come inquadra la situazione? Ieri c'è stata questa amichevole per contro lo quanto Scandale, riguarda 14 il gol. Crotone è una squadra che comunque ha avuto un anno di appannamento, forse anche meno, quindi però non bisogna dimenticarsi che il Crotone comunque aveva una rosa che ereditava dalla Serie A, quindi io credo che al Crotone non manchino molte pedine. Io penso che con 2 o 3 pedine questa squadra potrà essere competitiva e sono convinto che potrà anche lottare per i playoff, che comunque era l'obiettivo minimo anche forse lo scorso anno. Credo che anche il Crotone quindi sia una squadra da questo punto di vista pronta ad affrontare il campionato dopo aver pagato lo sconto. Ritornando un attimo al Cosenza, è chiaro che è tutto sotto controllo, non c'è particolare allarme chiaramente da parte della società, però scusami Vittorio, qui mi giungono un sacco di... Il mercato non ne può fare moltissimo, ecco, giusto. Vittorio, mi giungono, scusami Sì. Vittorio, mi giungono un mare di messaggi che vogliono sapere, Sì. puoi chiedere al collega della Gazzetta del Sud le condizioni del terreno di gioco del San Vito Marulla ed in più dei sediolini, Sì. non so se tu Sì. sei al corrente della cosa. Praticamente intanto nei giorni scorsi c'è stato Castelli, Sì. il temibile Castelli, no? Che lo scorso anno leggiava un po' come uno spettro dalle parti della città dei Come no. Pare abbia dato un primo ok di massima. È chiaro che a vedere ora il terreno di gioco magari potrebbe venire un pochino d'ansia, però si tenga conto che quest'anno il Cosenza si è affidato a degli specialisti che hanno lavorato al San Siro, al Meazza, quindi un campo meglio di così, voglio dire, meglio di così. Sì. Per questo dico, in passato chi lo ricorda sa che il Meazza, pur essendo lo stadio dell'Inter e del Milan come terreno di gioco, non aveva il massimo, però dal loro avvento in poi, come si può vedere adesso, le cose sono drasticamente cambiate, quindi c'è fiducia da questo punto di vista. I seggiolini hanno iniziato a piazzarli. Io credo che quest'anno non dovremmo avere particolari problemi sin dalla partita dell'11 agosto che, come ben sapete, vedrà il Cosenza in campo contro una tra Monopoli e sì, che abbiamo appena detto. Con Monopoli di Roselli noi giocheremo due volte probabilmente, se dovessero passare nel giro di pochi giorni. Una in amichevole e l'altra probabilmente in Coppa Italia. Se ci sono domande per il collega, se no possiamo andare ad ascoltare il servizio di Anna Franchino che ci ha realizzato e poi andremo nell'ultima parte ad ascoltare anche l'intervista che ha realizzato il collega Bonanno da Vibo Valencia con il nuovo allenatore Giacomino Modica. C'è qualcosa? No, volevo dire che ho letto il suo pezzo avantieri sulla Gazzetta e ho visto che lui ha mandato dei segnali importanti. Stai mandando dei segnali importanti soprattutto, l'ho detto pure io, sono stato molto duro pure io su alcune situazioni che ci sono all'interno dello staff e della società. Ma io, Aldo, più che altro mando i segnali chiaramente nell'interesse della chiarezza generale. Esatto. Ho parlato del mercato, ho parlato anche degli abbonamenti, perché c'è questo sentore che addirittura, però lo dico davvero sottovoce questa cosa, perché poi magari verrò smentito fra un quarto d'ora con un comunicato, però pare che ci sia questo sentore, questo voler aumentare addirittura il costo dei biglietti o comunque degli abbonamenti. Ecco, bisogna secondo me mantenere un po' i nervi saldi e invitare la società a una riflessione seria, perché il salto di qualità il Cosenza lo scorso anno l'ha fatto anche trascinata da una tifoseria che non ha fatto mai mancare il proprio supporto durante l'anno e in casa e in trasferta. Quindi da questo punto di vista la riflessione deve essere attenta, anche perché, ripeto, il Cosenza al momento io non penso possa proporre una campagna abbonamenti finché il mercato non decolli, ma questo sta nelle cose, quindi non è nulla di eccezionalmente grave. Però chiaramente una volta fatto il mercato si dovrà pensare bene a che tipo di campagna abbonamenti proporre, perché i tifosi del Cosenza meriterebbero un premio e non una punizione, secondo me. Ok, allora grazie Vittorio per essere stato con noi, salutaci gli amici e i colleghi di Gazzetta del Sud, buon lavoro, grazie. Grazie.
E allora, Pippo. Dobbiamo andare in pubblicità. Benissimo. Non fare intervenire Pippo, altrimenti viene bloccato come sempre. Lo facciamo intervenire dopo? Quindi, dopo della pubblicità. Mi sa che è un po' sfortunato nei suoi interventi, però, Senti, guarda che ti faccio suscitare il cinema. No, vabbè, Allora, dobbiamo andare in parliamone pubblicità? dopo. Andiamo in pubblicità. Ok, grazie. Questa volta siamo alla terza ed ultima parte di Replay di lunedì 22 luglio 2019. Allora Enzo Leonetti, regia, ci mandi per cortesia il servizio della collega Anna Franchino? Così poi andiamo a discutere quello che ha detto. Ciao, grazie. Corrono, sgambettano fra i boschi della Sila i ragazzi del Cosenza Calcio che proprio ieri hanno iniziato il ritiro in quel di San Giovanni in Fiore dove resteranno fino al prossimo 3 di agosto. Preparazione atletica ma anche partitella sul campo del Valentino Mazzola rimesso a nuovo e ridipinto con i colori della squadra dei Lupi. Riprende dunque il cammino del Cosenza verso la seconda stagione nel campionato cadetto, mentre domani il presidente Guarascio, il DS Trinchera e mister Braia si incontreranno per fare il punto della situazione e stabilire le prossime mosse da compiere in questa fase di calciomercato. Intanto torna a parlare il capitano Angelo Corsi che non ha mai smesso di lavorare duramente per recuperare dall'infortunio ed ora anche per lui si apre una nuova fase. Il suo compito è quello non solo di accogliere ma di inculcare ai nuovi arrivati la mentalità giusta per affrontare al meglio la stagione. Ogni giocatore ha la sua personalità, le sue caratteristiche, il suo modo di fare. L'importante è sempre il rispetto del gruppo, l'importante è che quando entra nel nostro spogliatoio sa che prima viene il noi dell'io. Quando riesce a capire queste cose e si mette a disposizione dei compagni, poi è normale che la tecnica, la forza di un giocatore è soggettiva, quindi dà un quid in più alla squadra, ma l'importante è che sempre davanti a sé mette il noi. Quando mette il noi davanti problemi non ce ne sono, anche se magari può essere una testa calda come tante volte si dice, non è quello il problema. Bisogna amalgamarsi e cercare di venirsi incontro tutti quanti, cioè non bisogna mai pensare che io sono giusto e un altro è sbagliato, bisogna sempre venirsi incontro. Nel momento in cui si fa questo e si mette noi davanti i problemi non ce ne sono mai. Prosegue anche il ritiro del Crotone. Golemic è la prima volta che inizia la preparazione pre-campionato in Italia, visto che lo scorso anno ha raggiunto i pitagorici al campionato in corsa e si dice pronto a fare bene anche in questo secondo anno il rossoblù. In Serbia facevamo più o meno spesso, andavamo sulla montagna 2 o 3 settimane, in Svizzera invece facevamo tutto il ritiro a Lugano, poi forse una settimana andavamo sulla montagna, ma non facevamo solito ritiro, facevamo più a fare team spirit, quindi è un po' diverso rispetto all'anno scorso che ho fatto. Regina scatenata in Serie C dopo i colpi messi a segno nell'ultima settimana si lavora al centro sportivo Sant'Agata e si raccolgono le prime impressioni degli ultimi arrivati. Sentite le parole di Marco Rossi, difensore amaranto. Quest'anno puntiamo a fare bene perché la società sta allestendo una grande squadra, quindi avremo obiettivi importanti quest'anno, ecco, riportare la Regina, la società dove merita. Sicuramente posso dare tanta esperienza perché comunque ormai è da un po' di anni che gioco, quindi credo di poter dare questo, ecco. Aiutare i compagni più giovani e io insieme ai più anziani, comunque cercare di stimolare tutti a partire dagli allenamenti. Ok, allora ringraziamo Anna Franchino per questo bel servizio che ci ha confezionato. Pippo, io vorrei un attimino parlare di Angelo Corsi, del nostro capitano del Cosenza, che ha sottolineato un passaggio importante quando dice da noi c'è il noi e non l'io, quindi devi fare gruppo, chi arriva si deve mettere al passo con gli altri, fare spogliatoio, sinergia, insomma ha parlato da vero capitano, ha parlato da persona esperta, da saggio dello spogliatoio, o no? Assolutamente, parlato da capitano, parlato da giocatore, quello più attualmente legato al Cosenza, anche perché se non sbaglio è il più anziano, fra virgolette, della rosa presente al Cosenza Calcio, e dobbiamo dire che giustamente si punta tutto sul gruppo. Angelo poi tra le altre cose è un esempio di attaccamento indescrivibile, per il semplice motivo che non è andato a fare le vacanze, ha continuato a lavorare dopo l'infortunio, gli è stato chiesto e dice no, ma io le vacanze le ho fatte quando ho avuto l'infortunio, e lui sta praticamente lavorando ininterrottamente
quest'anno praticamente si è fermato solo per l'infortunio e ha continuato a allenarsi anche quando i suoi compagni stavano sulle spiagge a fare i bagni, lui invece stava qui a rinforzarsi e a riprendersi per questo infortunio che ha avuto. Adesso non gli stanno come dire, caricando un po' le spalle, ma questo Braglia lo sa, e lui è uno di quei motori, di quegli giocatori che fanno squadra, che fanno gruppo, una persona molto importante per lo spogliatoio del Cosenza. Ma io volevo aggiungere un'altra cosa. Prego. Riguardo a Braglia, che rispetto al mercato, Braglia non si farà mai passare una rosa che non è competitiva e né affronterà mai un campionato con uomini che non sono alla sua portata. È vero che lui ha grandi capacità e riesce a tirare il meglio da qualunque tipo di giocatore, però è ovvio che lui si impunterà, lo ha fatto e lo farà e lo sta facendo sui giocatori, e sono sicuro che alla fine i cosiddetti nomi, non questa settimana ma a mio avviso fine luglio, arriveranno. Pippo, io volevo ricordare quello che ha detto poc'anzi Alessandro Russo, perché anche il Corriere dello Sport stamattina nella pagina di Serie B è titolato "Pressing forte del Cosenza su Karamoko Sissé". Ricordiamo che questo Sissé è un giocatore del Verona che lo scorso anno è stato dato in prestito al Carpi. Non te l'avranno voluto dare l'anno scorso, ti ricordi? Esatto, c'è stato il Cosenza Scuola che Juventus. Esattamente, speriamo insomma è un attaccante abbastanza valido che poi possa andare in porto la trattativa. Allora, Truchet, la tua idea su Angelo Corsi, tu lo conosci bene, ci vediamo spesso in sala stampa, negli spogliatoi, eccetera. Beh, io credo che intanto Corsi sia un testimone importante di un senso di appartenenza molto significativo, sia alla squadra ma anche al territorio stesso. Una volta che assorbi tutti gli usi, i costumi di una città come Cosenza, io penso che un capitano come Angelo Corsi abbia sempre espresso la sua, però non in maniera egoistica ma collettiva. E questi sono insegnamenti secondo me che dovrebbero essere anche più generalizzati anche ai giovani calciatori, che in un calcio moderno, in questo particolare periodo di tempo, c'è tantissima arroganza, c'è la voglia di esaltare solo il singolo e non la manovra collettiva. Penso che questi insegnamenti di Corsi siano belli da sentire, specialmente per i tifosi del Cosenza, ma penso che dovrebbero essere elargiti in toto al calcio moderno. Aldo Cennamo, gli insegnamenti di Angelo Corsi, che salutiamo perché sono in Sila a San Giovanni, lì ci vedono benissimo. Ma Angelo Corsi parla a nome dei calciatori, quando dice che deve parlare, un calciatore deve parlare con noi perché significa gruppo, dice bene. Lui ha una visione molto, poi ben vista, è un veterano, uno che è amato, un giocatore importante, quindi lui fa un passo avanti rispetto a quello che deve adesso fare la società, nel senso che la società deve parlare, deve dire quali sono i progetti, i programmi. E quindi il Presidente, che è uno che deve venire in questa trasmissione, questa è la trasmissione, lo sanno tutti, questa è la RAI se vogliamo, scusatemi il paradosso, venga da noi non siamo contro nessuno o contro qualcosa, per qualcuno e per qualcosa, e diciamo come stanno le cose, quello che si vuole fare. Siamo a disposizione. Quello che, anche c'erano gli abbonamenti, giustamente Pippo, non so, Alessandro diceva che gli abbonamenti si fanno o scarpelli quando ho detto io e via dicendo. È chiaro che adesso gli abbonamenti inizieranno, la campagna abbonamenti quando il Cosenza avrà giustamente fatto una campagna acquisti che secondo me deve essere una campagna acquisti, e quindi ecco perché l'appello che faccio a Guarascio, e gli voglio bene, di venire in questa trasmissione, parlare, perché scrivere è una cosa, metterci la faccia, vederlo in viso una persona è altra cosa. Il Corsi ci ha messo la faccia, ha fatto bene, gli vogliamo bene, lo ringraziamo, e questo è un bel segnale che secondo me deve venire anche dalla società. Benissimo, e allora andiamo a vedere subito quello che ha detto il nuovo allenatore Carastella della Vibonese, Giacomino Modica. Vediamo come si è presentato col collega Bonanno. Allora, Enzo Leonetti, Modica, Vibonese, grazie. È partita la nuova stagione della Vibonese ed è una partenza all'insegna del cambiamento. Dopo l'era Orlandi, il cambio della panchina, ora affidata a Giacomo Modica, rappresenta una svolta anche in termini di filosofia di gioco. Idee chiare, concetti diretti, l'allievo prediletto di Zeman. Ieri pomeriggio ha guidato il primo allenamento con il gruppo. Sono venuto qua perché c'è stata la volontà forte da parte del direttore tecnico, di Beccaria, di Lo Schiavo, e non ultimo il presidente Caffo, quindi queste sono cose che lusingano per uno che fa l'allenatore. E noi dobbiamo essere bravi a cercare di costruire quello che sarà il proseguo della nostra stagione con
con grande dedizione, con grande passione, con grande voglia di voler dare tutto se stessi, ma rispettando le regole. Altre due definizioni che sono caratteristiche: calcio spumeggiante, far divertire il pubblico. Beh, chiaro, è l'intendimento mio cercare di poter dare soddisfazione attraverso un gioco, quindi dobbiamo lavorare per questo, perché è fondamentale avere l'opportunità di sapere di essere gratificato per tutto ciò che propone durante la settimana. È una squadra work in progress che ha bisogno ancora di innesti e anche di valutazioni su chi è il caso che resti oppure vada via. Sì, abbiamo bisogno di valutare qualche elemento, abbiamo bisogno che questa rosa venga ampliata e aggiustata con dei tasselli che in questo momento sono mancanti, però io ho piena fiducia perché la società è presente, la società ha voglia, quindi non ha solo messo dentro solo ragazzini, ci sono anche quelli esperti e qualcuno che se n'è andato deve essere sostituito. Ok, qualcuno che se n'è andato deve essere sostituito. Raffaele Tunci, partiamo da te con Modica e con la Vibonese. Sì, il Presidente ha aspettato, dopo l'uscita di scena di Nevi Orlandi, praticamente poi hanno puntato l'attenzione proprio su Giacomo Modica, poi Pippo lo dirà, è stato a Cosenza ai tempi della Serie D quando c'era l'FC e c'era il 1914. Sì, diciamo che il nome di Mister Modica a Vibo Valencia già da qualche settimana era nell'aria, c'è stato un po' un tira e molla, però io penso che questa mossa del Presidente Caffo sia anche in funzione del campionato che andrà a fare la Vibonese. Io penso che sulla carta in questo momento il girone C ci siano 5-6 squadre totalmente fuori portata rispetto alle altre, quindi ci sarà molta bagarre per quanto riguarda la corsa salvezza, e quando hai un allenatore come Modica, che comunque è un tecnico molto fermo sulle proprie idee, un'idea molto chiara, molto propositiva, aggressiva se vogliamo, in fase offensiva, qualche punto in più magari rispetto a qualche compagine che gioca con te per la salvezza lo puoi avere, quindi credo che sia stata un'idea molto chiara del Presidente Caffo e penso che ci sono molte condizioni affinché Mister Modica possa fare molto bene a Vibo Valencia. Aldo, che cosa mi vuoi dire della Vibonese e del Presidente Caffo? E poi parliamo subito del Rende, perché c'è stato un amichevole ieri, ci leggerà qualcosina Stella. Con la Vibonese che ti posso dire che io Modica lo ricordo vagamente a Cosenza, mi pare in Serie D, sì, sì. Mi pare. Poi a Cava dei Terreni, come giustamente diceva qualcuno, mi pare che ha fatto molto molto bene, per cui il Presidente della Vibonese, che vuole bene alla sua città, ama il calcio e quindi ha preso un allenatore che può dare soddisfazione a lui, ma soprattutto a tutti i tifosi, perché poi la Vibonese è una squadra in questa categoria che ci sta molto bene assieme alle altre calabresi. Mi auguro che faccia bene e che quest'anno possa puntare anche ai playoff. Benissimo, e allora Stella, ieri c'è stata questa amichevole del Rende contro la formazione giovanile delle biancorosse, vai a leggere quello che è successo. Sono state 7 le reti segnate dal Rende nella prima uscita della stagione, 2 tempi da 45 minuti in cui il tecnico Andreoli ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione per testare la tenuta atletica e lo stato di apprendimento del nuovo modulo tattico. Molte le sollecitazioni a cui sono stati sottoposti Rossini e compagni, che hanno risposto in maniera positiva. Nonostante le gambe pesanti per i carichi di lavoro imposti, si sono visti apprezzabili i movimenti. A rete sono andati Morselli, Rossini e Achik nella prima frazione di gioco. Le impressioni del tecnico Andreoli, devo leggerle? Sì, okay, vai, vediamo benissimo. chi ha detto Andreoli, così commentiamo. Queste le impressioni del tecnico Andreoli. Settimana di lavoro intenso e particolarmente proficua. Stiamo mettendo le basi per il progetto tattico che vogliamo portare avanti. I ragazzi hanno dato una grande disponibilità al lavoro e predisposizione al sacrificio. Pippo, grazie a te. Pippo, allora, partiamo dalla Vibonese, perché Regina e Catanzaro l'abbiamo già oramai inquadrate da un pezzo, e Vibonese e Rende sono quelle che seguono, diciamo, però Modica è una garanzia per quanto riguarda la Serie C. Il presidente Coscarella, che è stato qui con noi nelle scorse settimane, ha puntato su Angelo Andreoli, è una squadra giovane, il Rende, che ancora non è completa, stanno effettuando il ritiro precampionato a Lorenzon, insomma è tutto in divenire ancora. Guarda, io direi, non sottovalutiamo il Rende, che nonostante i giovani Andreoli
il Rende dirà la sua anche in questo campionato di Serie C. Sento in giro un po' qualche voce che dice ma è troppi giovani, chissà. Attenzione che Andreoli è uno che vuole emergere e quando un allenatore vuole emergere e i giocatori vogliono fare vedere le loro capacità escono cose importanti. Lo stesso discorso vale per Modica. Modica a Cosenza con Intrieri, nonostante le cose che saluto caramente, nonostante qualche battibecco avuto, il Cosenza di allora con Modica fece molto bene e lo ha dimostrato quando ha avuto giocatori importanti per le mani e non. Il presidente Caffo non è uno che improvvisa, se ha scelto Modica lo ha fatto perché Modica gli garantisce determinate cose, soprattutto il bel gioco. Con Modica ci si diverte a guardare, a giocare le partite e penso che farà la squadra così come piace a lui. Stesso discorso, forse di più, per Mimmo Toscano. Mimmo Toscano è uno che ha un carattere molto forte e se il presidente Gallo nel campionato precedente ha fatto un po', come dire, una mezza rivoluzione, un po' di, fra virgolette, scusate il termine, casino, questo entra, questo esce, Mimmo Toscano ha preso i giocatori che voleva lui. Mimmo Toscano non è uno improvvisato, uno che ha fatto tantissima Serie B, ha fatto tanto bene e Mimmo Toscano presenterà una regina, a mio avviso, che sarà veramente la squadra da battere. Sul Catanzaro, Franco, non c'ho assolutamente, alzo le mani perché Auteri continua su un progetto. Catanzaro vuole scrollarsi addosso alla Serie C, vuole tornare in Serie B, lo continua con un tecnico importante. Bisogna vedere a questo punto un po' che tipo di campionato poi faranno, anche perché la Serie C ci sono tanti galli nel pollaio. Vari permettendo. Esattamente. Si beccano un po' tutte e su tutte quante splende questo organico chiamato Bari. Non è una squadretta così, è una squadra che ha preso giocatori in Serie A, in Serie B, su tutti i Frattali, Antonucci, giocatori che hanno tanta esperienza e tanta qualità, il budget è quello che però in Serie C bisogna farlo valere, perché in Serie C, lo ripeto, non si gioca col frac, ma si gioca col coltello fra i denti. Benissimo, allora Raffaele Tunce, tu hai seguito il Rende, quest'anno sappiamo tutti, lo ha detto anche il presidente Coscarella, giocherà alla razza di Vibo Valencia perché inizieranno i lavori poi, come sappiamo tutti, a Lorenzon. Allora come lo inquadriamo questo Rende di Andreoli? Allora, io descrivo un aspetto del Rende che secondo me accomuna tutte le calabresi. Prego. Ogni anno il Rende parte con uno scetticismo incredibile. Sì. Ogni anno il Rende deve essere la squadra quasi materasso del campionato, ogni anno il Rende non ha una squadra adatta per poter competere, ogni anno le scelte del Rende sono sbagliate, le scelte guida tecnica, scelte dei giocatori, tutto sbagliato, comincia il campionato e il Rende comincia a dare legnata a tutte le altre squadre. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando c'è comunque una consapevolezza del campionato che si va a fare, e si parte con un obiettivo sempre comunque minimo, serio, concreto, anche la stessa squadra si esalta poi nei momenti difficili. Quindi quando io dico, anche per esempio per il Cosenza, l'abbiamo visto anche con il Crotone quando doveva andare in Serie A ha fatto un campionato a scendere, quando aveva fatto una squadra che sembrava potesse solo salvarsi, con Juric in Serie A. Quindi io dico che il Rende è un'altra bellissima realtà come la Vibonese in Serie C, che hanno i piedi saldi ben per terra, non fanno il passo più lungo della gamba e prendono tantissime soddisfazioni, e tante calabresi, forse tutte le calabresi, devono partire da queste predisposizioni. Sei d'accordo con quello che ha detto Raffaele Tunce, caro Aldo? Tutte le calabresi devono partire da queste... Ha ragione Franco, quando si programma poi i risultati arrivano. Il Rende, se vogliamo parlare del Rende, il Rende ha dimostrato in questi anni di saperci fare. Tutti giustamente lo davano da spacciato, mentre il Rende ha fatto campionati importanti anche a certi livelli. Quest'anno ha fatto i playoff. Quando c'era Brunello il Rende si è esaltato, ha messo giocatori importanti anche in altre categorie. Cioè, questa è una società che il Coscarella fa sacrifici, va a razzare, adesso arriva a giocarsi le partite perché purtroppo
purtroppo il Marco Lorenzona presto sarà oggetto di lavori di miglioramento, perché ci sarà una bella cittadella, e quindi dobbiamo anche ringraziare il sindaco di Rente che si è prodigato per fare questa cosa. Quindi sarà una cosa importante. Poi fra 2 o 3 anni vedremo probabilmente che si sviluppa a Rente un discorso forse più importante. Poi io mi auguro sempre, che sono uno che ama la conurbazione tra le città, mi auguro che ci sia una grande città tra Cosenza e Rente, una grande squadra tra Cosenza e Rente, perché io amo i comuni importanti, come esempio, se vogliamo divagare un pochino, l'esempio di Corigliano e Rossano è eclatante, nessuno poteva immaginarlo, poi succede. Quando succede questo, il mondo del calcio si arricchirebbe nella nostra provincia di una squadra che avrebbe un'utenza di 150.000 persone, e sarebbe una cosa bellissima, importante per quanto riguarda il calcio, ma non solo il calcio. Io sono per questo, insomma. Franco, possiamo dare gli altri incroci della Coppa Italia, prima gli incroci e poi Stella deve l'informazione completa. Il Rende, se dovesse passare il turno a battere la Provercelli, che giocherà il Provercelli Rente, incontrerà l'Ascoli, mentre la Regina, che giocherà col Vicenza, se passa il turno incontrerà l'Empoli al Granillo. Esatto, e poi ci sta il Crotone, che dovrà affrontare la vincente fra Arezzo e Turris, mentre il Catanzaro, che affronterà la Casertana a Catanzaro, se passa il turno affronterà la Salernitana. Benissimo, affronterà se passa il turno la Salernitana. Stella, ci arrivano dei messaggini, vogliono sapere i tifosi del Cosenza le date delle amichevoli. Sì, queste le date degli avversari dei test congiunti che si svolgeranno durante il ritiro: venerdì 26 luglio con la Morrone, venerdì 26 con la Morrone, martedì 30 luglio con il Monopoli, sabato 3 agosto con il Corigliano. Si giocheranno tutti a San Giovanni in Fiore, esattamente al Valentino Mazzola di San Giovanni in Fiore. Pippo, tu ci sarai naturalmente, saremo insieme a vedere questi allenamenti. Assolutamente sì. Benissimo, e allora facciamo un ultimo giro per quanto riguarda il Cosenza, per quanto riguarda il Crotone, così siamo poi nei minuti finali. Andiamo a salutare gli amici e daremo loro appuntamento per lunedì prossimo, appunto in occasione dell'ultima trasmissione. Pippo, allora facciamo praticamente un bilancio di questa trasmissione, andiamo a ricapitolare quello che è stato detto brevemente. Il Cosenza ha bisogno di rinforzi, questo in poche parole, però abbiamo toccato un po' tutti i punti attualmente. Sì, ringraziamo infatti sia Alessandro Russo che Vittorio Scarpelli. E alla fine, Franco, dobbiamo dire che comunque c'è da pazientare ancora. Il Cosenza viaggia sotto traccia. Settimana cautelativa. Che non è una querela, non è una denuncia. Aspettiamo un po'. Questa settimana a mio avviso passerà, e per la settimana prossima dovremmo vedere i quadri completi. Trinchera sarà a Milano, così come quelli anche domani mattina a Milano, e con Ursino, gli amici del domani Crotone. chiuderà l'affare Showdone, poi vediamo. Allora, Raffaele Truncè, cosa vogliamo dire del Crotone, cosa bolle in pentola per questo discorso finale? Ma intanto il Crotone può vantare, diciamo, su una base importante da cui sta già ripartendo mister Stroppa. Deve stare attento però, secondo me, a individuare proprio quei tasselli che mancano sia sotto il profilo della qualità che della quantità, perché abbiamo visto l'anno scorso uno dei grandi problemi del Crotone è stato proprio quell'agente di qualità che praticamente aveva già finito il ciclo al Crotone, quindi ci vuole sempre gente di gamba, gente che voglia correre in campo, e perché no, il Crotone quest'anno forse potrebbe essere una squadra di rivelazione. Una squadra di rivelazione. Aldo, allora fammi un commento finale. Commento finale su Cosenza e su Crotone, che siamo ai saluti, Riparto dall'inizio da una cosa che ha detto Pippo importantissima, che è stata a San Giovanni e ho visto Braglia in grande forma. Questo per noi tifosi è un grandissimo segnale. Pippo si è fermato, scusa, a parlare con i tifosi, il mister, sì? Sì. Lui poi è una cosa che mi ha fatto molto piacere sentire questa cosa, e io, che sono un ottimista per natura, mi auguro che il Presidente in questi giorni ci farà una bellissima sorpresa, avendo preso almeno 2 o 3 giocatori che Braglia gli ha chiesto, e li metta a disposizione della squadra, perché io penso che il Presidente ci tenga più di tutti a fare bella figura. Pippo, vuoi rileggere per cortesia anche la Coppa Italia, così salutiamo gli amici? La Coppa Italia è quella che riguarda
il Cosenza che sfiderà la squadra vincente tra... Il Cosenza sfiderà la squadra vincente fra Monopoli, allenata da Roselli, un ex, e il Ponsacco. Quindi, come diceva giustamente Vittorio Scarpelli, col Monopoli si giocherà a San Giovanni in Fiori in amichevole, e poi si giocherà probabilmente, perché poi nel calcio non c'è mai nulla di scontato, può darsi anche... Vedere se la fanno a questo punto, visto che si affronta. Ma si giocherà a Cosenza, la Coppa Italia la giochiamo fuori casa o in casa? Allora, giorno 11 il Cosenza giocherà in casa, Aldo. Benissimo. Giorno 11 il Cosenza giocherà al San Vito in casa contro il Monopoli barra Ponsacco, che come ho detto prima è una squadra di Serie D. Allora, ci siamo detti tutti, per oggi siamo ai saluti finali. Stella, noi ci rivedremo lunedì prossimo. Ringraziamo i nostri ospiti in studio. Sì. E allora Pippo Gatto che è di nuovocosenza.com, il nostro collaboratore. Grazie Pippo per essere stato con noi. Grazie a voi. Mi raccomando, se vai su a San Giovanni poi manderai qualche altro prendo soprattutto un filmato. po' di fresco, visto che qua non si riesce a stare. Allora, grazie a Raffaele Truncedi, Sport Team Calabria. Grazie a voi per l'invito. Buonasera a tutti. Grazie a te per aver partecipato con noi. Grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Oggi adrenalinico, carico. Alla prossima. Chi più ne ha più ne mette, cara Stella. Certo, continuate a seguire Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre, perché è un canale ricco di informazioni non solo sportive. Quando ci rivediamo noi? Ringraziamo il nostro coordinatore della trasmissione Franco Segreto e ci rivediamo lunedì 29, se non erro 29 luglio.